Con il taglio del nastro, che simboleggia l'avvenuto cambio di gestione degli impianti comunali di via Campolongo, affidati di recente alla Conselve di Padova, ha preso avvio il mutamento in atto del cambio di passo per il rilancio dello sport del nuoto e dell'impiantistica, in quello che diventerà il polo sportivo del territorio comunale, come hanno affermato gli amministratori locali. Al taglio del nastro dell'impianto c'era il simbolo del nuoto Emiliano Brembilla, indimenticato fuoriclasse del nuoto azzurro, ex capitano della nazionale italiana, pronto ad Atene nel 2004 ed oggi anche collaboratore delle società per lo sviluppo del nuoto negli istituti scolastici. Sono molto felice di essere all'inaugurazione di questa piscina. Diciamo che al mio arrivo è stata una sorpresa perché io non l'avevo vista, mi hanno raccontato un po' il percorso e la velocità con cui è stata riaperta e devo dire che la Legnago Nuoto e la Conselve Nuoto hanno fatto un ottimo lavoro con il contributo e le forze dell'amministrazione comunale, quindi quando vedo questi impianti mi si apre il cuore e rivivo un po' le mie esperienze da bambino, da giovane, quando frequentavo molto più assiduamente le piscine. Gli onori di casa sono stati fatti da Mario Taglia in qualità di direttore degli impianti della Conselve Nuoto ed ora anche qui negli impianti di Casale di Scodosia, per il rilancio del nuoto locale attraverso una proposta molto più ampia e variegata, con un piano di investimenti in atto con lo scopo di una riqualificazione della struttura, ma anche per dare nuove opportunità di entrare in vasca per i portatori di disabilità. Abbiamo riaperto, oggi abbiamo fatto una piccola inaugurazione, abbiamo riaperto il 1° giugno. Siamo contenti perché insomma sono stati 2 mesi di lavoro abbastanza importante. Siamo contenti perché abbiamo riaperto con tutte le attività estive, con le 3 vasche esterne, con tutti i corsi al pomeriggio, alla sera, corsi di nuoto per bambini e adulti, corsi di acqua gym e di fitness in acqua e i centri estivi che facciamo durante la settimana. Cerchiamo di incentivare molto l'affluenza appunto delle famiglie, abbiamo pensato anche a promozioni particolari, sempre legate anche ai nuclei familiari e soprattutto col sole che c'è oggi, che è una cosa anche abbastanza importante, vediamo una buona affluenza di famiglie, di bambini. Ma noi chiaramente tutti i comuni limitrofi, tipo Urbana, Merlara, eccetera, sicuramente gravitano verso il nostro impianto. Un impianto che vuole dare una maggiore risposta ad un ampio bacino di utenza, ma che in particolare si rivolge agli anatrocoli, ai bambini e agli adulti con corsi di acqua fitness, acqua bike. Molto variegato è anche il programma dei centri estivi già avviati di recente, che stanno ospitando decine di bambine, così come i corsi di nuoto con lezioni per la pallanuoto. All'inaugurazione era presente anche il delegato del CONI Padova, Flaviano Buratto. Nell'augurio che venga utilizzata al massimo, visto il bacino d'utenza che va ad impattare. Già oggi con questa giornata di inaugurazione c'è il pieno dappertutto e si spera che continui. Hanno la possibilità di avere una piccola spiaggia a portata di casa, all'uscita di casa un po' tutti, e di conseguenza abbiamo un servizio in più per lo sport di Padova e provincia. È una giornata particolare oggi perché abbiamo fatto l'inaugurazione della piscina dopo che è rimasta chiusa per 6 mesi, dovuti al bando di gara e al cambio di gestione che abbiamo fatto. Ha vinto Conselve Nuoto, che sarà il prossimo gestore della piscina per i prossimi 20 anni. Noi stiamo costruendo la cittadella sportiva con tutti gli impianti sportivi attigui, quindi abbiamo l'impianto di hockey su prato, di tennis e di calcio e la piscina. Sono oltre 30 anni che Casale ha una piscina comunale, all'epoca sono stati molto lungimiranti e ci crediamo, l'idea nostra è che lo sport, in particolare il nuoto, fa bene ai bambini, quindi lo vediamo come un investimento per il futuro e anche sulla salute dei cittadini. L'idea è sempre quella in futuro di fare la piscina coperta, che sarebbe il coronamento di tutto quello che abbiamo. Piscine comunali di Casale di Scodosia, che grazie all'esperienza acquisita nella gestione da anni in atto a Conselve Nuoto, porteranno nuova linfa vitale alla struttura e all'organizzazione delle iniziative, grazie alla creazione anche di uno spazio studio per i ragazzi, così come pure interventi migliorativi nella vasca scoperta e negli spogliatoi, con un nuovo look a tutti gli impianti di via Campolongo.